siete mai chiesti perché una persona molto fortunata, a Napoli si dice «Tiene un culo tanto», «Tiene un culo di questa maniera», «Tiene un culo quanto è porta capuana». La fortuna insomma è nel culo. Ora voi direte che volgarità ha fatto. Il primo a sostenere che la fortuna fosse, diciamo, nel lato B, nel posteriore, fu niente proprio di meno che Ippocrate, il padre della medicina moderna, quello a cui tutti i medici devono il giuramento di Ippocrate. 3000 anni fa, nell'isola di Kos, in Grecia, lui per primo pensò che alcuni valori, alcuni sentimenti umani risiedono negli organi del corpo. La memoria è nel cervello, diceva Ippocrate. L'amore nel cuore, infatti Insigne quando segna lo fa così, no? Ovviamente. Il coraggio nel fegato, questo è meno spiegabile, però ancora oggi diciamo c'è voluto fegato, hai avuto fegato, hai avuto coraggio. La paura nei reni, diceva Ippocrate, e beh certo, si è pisciato sotto la paura. E la fortuna, diceva lui, era nel culo. E questo semanticamente si spiega col fatto che chi ha tanta fortuna magari non è costretto a lavorare, passa molte ore seduto e il culo gli si smafara. Grande culo, grande fortuna. Per carità, ottimo medico, Ippocrate, però si era scordata una cosa fondamentale, diciamo la verità. Un sentimento che noi conosciamo benissimo, che è quando ci stiamo sfastriando, no? Quando non ce la fa più a stare in un posto, quando qualcuno sta parlando a 3 ore, la noia, lo sfastidio, che come è noto è un sentimento che alberga nelle parti basse, ovvero, diciamolo, nella Wallera. Solo che noi a Napoli facciamo le cose per bene, vedete abbiamo completato le teorie ippocratee, lui se le ha scordato, povero Ippocrate, ma noi a Napoli non è che abbiamo un'unica Wallera, attenzione, abbiamo tante di Wallera, mettiamoci in condecenza parlando. La Wallera più famosa nella storia di Napoli è quella a Pozzaiolo, mi fate una Wallera a Pozzaiolo, con la variante della Wallera a Filosce, della Wallera a Raù, della Wallera a Genovese, insomma tutte Wallere dell'arte culinaria. Dall'arte sartoriale poi ce n'è una fantastica, mi fate una Wallera a Plissé, altro che volgarità, siamo davanti a una metafora eccezionale. Mi hai talmente annoiato che sento delle pieghettine formarsi tutte su lungo le mie parti basse, ma che volgarità! Dall'arte della falegnameria, mi scartava trata a Wallera, ecco, sento la noia della carta abrasiva passare nelle parti basse, no? Sono metafore altissime, dall'arte dei commissi mi buffate a Wallera, dall'arte dell'edilizia me le sfrantumate, insomma ce ne sono dall'arte pasticcera ce n'è una fantastica. Mi fate una Wallera a pette le pastiere, cioè sento il tedio, la noia di un matterello che passa sulle mie parti basse, tremendo, ma ce n'è una fantastica e chiudo. Una mia collega, per 25 anni ho fatto il ricercatore senior in un centro di ricerca a Portici e una collega una sera dopo una riunione di 3 ore, stabiese lei, mi dice «Colì, oggi ci fate una Wallera a Papiscio». Dico «Che è sto Papiscio?» Ma da studioso della Wallera mi reco a Castellammare di Stabia e lì scopro una cosa fantastica, una metafora altissima. Il bambino lì dice al padre «Papà, mi porti a Papiscio, cioè mi porti a cavalluccio sulle spalle?» La metafora è fantastica. Stai parlando a 3 ore, mi fate scendere talmente una Wallera che a mo' potete camminare, me la già mettere a Papiscio, in coppia di spalle.